Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Ispezione scolastica a Catania, oltre ai dati allarmanti, anche casi di prevaricazione maschile sulle ragazze. Sul problema l'intervento del Vescovo Renna. Domani arriva il salvaspesa sconti del 10% sui beni di prima necessità di 10.000 imprese, ma la bolletta della luce nei prossimi 3 mesi sarà più cara del 18%. Cittadini arrabbiati a Catania. I ministri Nordio e Piantedosi a Palermo, l'obiettivo è fermare il business miliardario dei trafficanti di migranti, fondamentale la collaborazione dei paesi d'origine dei profughi. Scarica abusiva nel Messinese, 66 indagati, tra loro anche alcuni imprenditori pescati, pure 31 residenti che ne approfittavano per abbandonare i rifiuti nel deposito illecito a Barcellona, Pozzo di Gona. Pallanuoto insaziabile orizzonte, dopo lo scudetto le ragazze di Martina Miceli mirano alla Coppa dei Campioni, domenica la prima in campionato. Buongiorno e ancora benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia. Apriamo con le notizie che riguardano la dispersione scolastica a Catania, oltre ai dati allarmanti all'origine sconcertanti, anche casi di prevaricazione maschile su giovani e ragazze. Ce ne parla Eva Spampinato. Tante ragazze, me lo diceva un signore della pescheria di Catania, mia figlia non va a scuola perché il fidanzato non vuole. È un quadro allarmante quello che emerge dal racconto di Luigi Renna. Il vescovo di Catania, intervenuto nel corso del convegno sul centenario della nascita di Don Milani, svela al grande pubblico una realtà che conoscono tutti. Nei quartieri catanesi molte ragazzine abbandonano la scuola perché diventano donne e madri troppo presto. A 16-17 anni il primo figlio, si lascia la scuola, poco dopo i 20 anni il secondo figlio. Perché a 16 anni poi queste ragazze sono già grandi, alcune di loro, e quando si va in alcune scuole materne, io sono stato in una scuola di periferia che è portata avanti come quasi un'ala dalla scuola del Torino, che è pure una scuola di eccellenza, erano ragazze ventenni, poco meno che ventenni, quelle che erano alla festa di Natale dei loro figli. C'è una questione di genere. Da qui i preoccupanti dati sulla dispersione scolastica nel capoluogo. A Catania 10 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale. Nel 2021 la dispersione scolastica era del 25%, 1378 gli studenti in meno tra il 2021 e il 2023. La scuola insieme alle istituzioni devono fare in modo che poi sia nel corso del percorso scolastico che anche immediatamente finito possano esserci misure per aiutare i ragazzi a proseguire negli studi e a formarsi opportunamente. Non a caso la nostra città è stata scelta come sede del convegno nazionale sulla dispersione scolastica organizzato in occasione del centenario della nascita di Don Milani. Adesso parliamo del caro spesa, da domani scatta il trimestre salva spesa, giù i prezzi di pane, pasta, latte per fronteggiare la crisi. Il compenso, non ci facciamo mancare mai niente, aumentano le bollette della luce. Il servizio di Tonino De Mano. Arriva il salvaspesa, l'ultima trovata del governo Meloni per fronteggiare l'inflazione, ma dall'altro lato aumenta del 18% la bolletta della luce. Italiani sempre più poveri su un'altalena di prezzi che spesso va verso l'alto, ma quando scende non entusiasma la gente. Da domenica carrello della spesa più leggero con i beni di prima necessità, pane, pasta, latte, ma anche prodotti per la cura della persona che costeranno il 10% in meno. Lo dice lei, la Meloni. Qua non mi sembra che funzioni così. Andiamo a fare la spesa ed è insostenibile, credo, un po' per tutti. Male, non ci arriviamo a fine mese. Ci sono delle cose che magari evito di comprare perché poi diventano un lusso che non ci possiamo permettere. Per esempio? Per esempio il pesce, certi tipi di pesce ovviamente. 5 lettere e una parola che inizia con la C. Costi. Io avevo pensato crisi. Crisi, anche crisi, sì. E aumentano le bollette del 18%, ora che arriva l'inverno. Mia suocera 150 euro, cioè è arrivata una bolletta, una persona sola, persona anziana, con una pensione di 600 euro, se non ci fossero i figli, non so come potrebbe fare. C'è un tempo nei genitori che mantenevano i figli, ora è il contrario. È al contrario, purtroppo così. Il provvedimento del governo sarà in vigore fino al 31 dicembre 2023, ma non si esclude una proroga.
E adesso ci spostiamo a Palermo, conferenza internazionale promossa dall'ONU. Il sottosegretario Mantovano ha invitato i ministri dell'interno di Germania e Francia ad un'azione comune per combattere i trafficanti del mare. Al convegno hanno partecipato anche i ministri Nordio e Piantedosi. Marco Gullà. Il ricordo di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino si sono aperti così, con l'omaggio del ministro della giustizia Carlo Nordio, i lavori per il 20ennale della Convenzione ONU a Palermo all'interno dell'aula bunker del carcere Ucciardone. Il tema che i ministri Nordio e Piantedosi assieme a 30 colleghi di altri paesi hanno affrontato è quello della lotta all'immigrazione clandestina, al traffico di esseri umani. Per il ministro dell'interno Matteo Piantedosi un affare da 6-7 miliardi di euro per le mafie. L'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine stima inoltre che a livello globale il business del traffico dei migranti generi affari per 6-7 miliardi di euro all'anno, a cui vanno aggiunti i proventi ottenuti dal successivo sfruttamento delle vittime con il racket della prostituzione, del lavoro nero, dell'accattonaggio. Piantedosi nel corso del suo intervento ha aggiunto: nessuno Stato può accettare che la criminalità organizzata determini le politiche migratorie nazionali né che vengano praticate ignobili forme di schiavitù moderna. La Convenzione di Palermo, con la sua lungimirante visione, ha consentito di rafforzare la nostra capacità effettiva di prevenzione e di contrasto ai crimini gravi e organizzati. Per il ministro Nordio invece bisogna ingaggiare una guerra globale ai trafficanti di esseri umani. Noi dobbiamo ingaggiare una guerra totale, globale e senza sconti ai trafficanti di esseri umani. Il ministro Piantedosi ha tenuto incontri bilaterali con Libia, Tunisia, Somalia e Nigeria con l'obiettivo di creare dei corridoi di rimpatri assistiti per tutti quei migranti irregolari. E a proposito di trafficanti e di migrazioni, vi diamo una notizia che insomma è stata battuta dalle agenzie proprio in mattinata. Sono stati tutti evacuati e trasbordati sulla nave Diciotti della Capitaneria di Porto 175 passeggeri del traghetto Cossira, dove nella sala macchine ieri sera, mentre era in navigazione verso Porto Empedocle, si è sviluppato un incendio. Solo una famiglia composta da 3 adulti e un bambino di 14 mesi è stata fatta salire sulla motovedetta della Capitaneria di Porto 324 che è giunta a Lampedusa, mentre tutti gli altri sono in viaggio verso Porto Empedocle. L'evacuazione è stata decisa durante la notte e vi diamo ancora un'altra notizia che riguarda i migranti, perché ci sono stati altri 2 sbarchi nell'isola di Lampedusa durante la notte, a bloccare i 2 barchini partiti da Misurata in Libia e da Sfax in Tunisia. A bordo c'erano rispettivamente 52 persone nella prima imbarcazione, 31 nell'altra. È stata una motovedetta della Guardia di Finanza a portarli nel porto sicuro di Lampedusa. I migranti hanno riferito di essere originari di Tunisia, Egitto, Bangladesh, Yemen, Siria e Palestina. E adesso ci occupiamo di morti sul lavoro. Un operaio schiacciato da un solaio nel Palermitano. Ancora un grido d'allarme dei sindacati che dicono: questo è un dramma inaccettabile. Il servizio è di di Giusy Lazzaro. È lunga la scia di morti sul lavoro in Sicilia, sono 27 dall'inizio dell'anno. Ieri è rimasto schiacciato sotto un solaio Filippo Ciancimino. L'operaio di 63 anni stava lavorando alla ristrutturazione di una palazzina a Belmonte, Mezzagno, nel Palermitano. I primi a intervenire i vigili del fuoco, che hanno cercato di liberarlo dalle macerie che non gli hanno dato scampo. Il tema qui è la vita e la salute dei lavoratori. Abbiamo proposto in questi giorni come organizzazione sindacale quella di definire omicidio colposo le morti sul lavoro. E quindi su questo noi auspichiamo, in un confronto con il governo sia regionale che nazionale, che veramente dia un segnale forte rispetto ormai a un dramma che, ripeto, è inaccettabile e che non può più concludersi o espletarsi soltanto con delle dichiarazioni appunto a mezzo stampa e poi dopodiché il nulla. È triste il bilancio, e solo per citare gli ultimi casi mortali. Il 14 settembre un ufficiale di 29 anni di Messina della Caronte Tourist è rimasto vittima dell'incidente nel porto di Salerno. Ferito con un altro collega, sono stati travolti da un mezzo pesante mentre manovravano sulla banchina del porto. E il 30 di giugno un operaio catanese è morto mentre scaricava materiale da un'autocisterna in un'azienda del Siracusano. Per Carmelo Musumeci, 59 anni, non c'è stato nulla da fare.
Nel Messinese ci sono 66 indagati per abbandono di rifiuti. Sono titolari di imprese e attività che avevano creato 2 discariche abusive nei torrenti Mela e Patrick, coinvolti anche 31 residenti incivili. Ce ne parla Francesco Triolo. Sversavano rifiuti nei torrenti senza alcuna cura dell'ambiente e delle norme. In tema di smaltimento sono 66 gli indagati tra imprenditori e cittadini nel Messinese nell'ambito di una operazione condotta dai carabinieri a seguito delle indagini della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, diretta dal procuratore capo Giuseppe Verzera, che ha disposto anche il sequestro di 14 autocarri del valore complessivo di oltre 1 milione di euro appartenenti a diverse ditte della zona, nonché la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali per la durata di 1 anno a carico del titolare di un'impresa. 2 i procedimenti nell'ambito dei quali si stanno effettuando da questa mattina perquisizioni e sequestri. I reati sono quelli di realizzazione di discarica abusiva, combustione illecita di rifiuti e abbandono di rifiuti. Le indagini hanno documentato numerosi sversamenti illeciti di rifiuti nei greti dei torrenti Mela e Patrick, a finire nel registro degli indagati titolari di imprese del settore edile, della lavorazione del legno, di prodotti agricoli, del commercio del ferro e del trasporto merci, oltre a ristoratori, proprietari di officine meccaniche, attività commerciali e cittadini residenti della zona. Attraverso l'analisi di numerosi video acquisiti con l'utilizzo di telecamere nascoste nei pressi dei 2 corsi d'acqua sono state accertate le condotte degli indagati, quali, come evidenziato nei provvedimenti giudiziari del GIP, hanno concorso in uno scempio del territorio con la riduzione dei torrenti, sottoposti a vincolo paesaggistico e largamente prosciugati per lunghi periodi dell'anno ad una vera discarica, facendone oggetto di una selvaggia aggressione ambientale. Le immagini hanno documentato episodi dal maggio al dicembre 22 in più punti dei torrenti, in assenza di alcuna autorizzazione, venivano trasportati e sversati nei greti dei fiumi rifiuti di vario tipo, anche pericolosi, ed in particolare scarti delle attività di impresa, tra cui materiale edile, il ferro, legno, fino ad arrivare ai derivati della lavorazione di alimenti o prodotti da animali da allevamento. In alcuni casi i rifiuti, dopo essere abbandonati, erano stati addirittura incendiati con fiamme che avevano prodotto un'intensa nube di fumo e che non si erano propagate grazie alle non favorevoli condizioni meteorologiche. I titolari, secondo quanto scritto nelle ordinanze dei GIP, erano consapevoli di non seguire le procedure affrontando i relativi costi normativamente previsti per lo smaltimento dei rifiuti. Nei 2 procedimenti penali sono indagati anche 31 residenti della zona, sorpresi dalle telecamere dei carabinieri mentre, utilizzando le proprie autovetture, gettavano rifiuti di natura domestica. Dovranno rispondere del reato di abbandono di rifiuti. Ci fermiamo, una piccola pausa, poi il calcio. Ancora ben trovati, nella seconda parte del nostro TG Sicilia parliamo di calcio. Catania e Messina con la testa già agli impegni di domenica, orario inconsueto, delle 14 per le sfide delle 2 siciliane. I rossazzurri giocheranno a Caserta, i giallorossi ospiteranno l'Avellino in servizio. La voglia di riscattare la sconfitta contro il Foggia è un sentimento diffuso nello spogliatoio del Catania, dove c'è la consapevolezza di non giocare male, anzi di costruire buone trame, ma manca ancora qualcosa in fase offensiva. La trasferta di Caserta rappresenta un bel banco di prova perché l'avversario che i rossazzurri avranno di fronte è uno di quelli con più entusiasmo dopo il ripescaggio in C e nonostante nelle 4 partite disputate sinora abbia centrato sempre un pareggio. Anche nel recupero contro il Monopoli, dove ha segnato nuovamente Alessio Curci, uno degli ex della partita. Per Cangelosi sono arrivate buone notizie anche dai rientri di Carretta e Montalto, che hanno dimostrato di poter essere 2 elementi importanti. Tabbiani chiede un cambio di marcia, soprattutto nei risultati, e molto passa anche dalla vena degli attaccanti. La gara contro il Foggia ha lasciato strascichi in infermeria, con Livieri che dovrà stare fermo almeno 1 mese per un problema muscolare. Toccherà quindi a Letton Betters difendere la porta rossazzurra. Cerca il primo acuto invece il Messina, che al Franco Scogli affronterà l'Avellino. Modica ieri pomeriggio ha provato il 4-3-3 nell'amichevole disputata contro il Gia Virtus e finì a 2-0 per i peloritani con le reti di Luciani e Plescia. I dubbi per il tecnico giallorosso sono soprattutto sulle corsie difensive. Secondo me siamo sulla buona strada in termini di gioco, magari ci manca qualcosa a livello di risultato, ma alla lunga le prestazioni pagheranno e quindi sappiamo che se continuiamo in questo modo sicuramente ci toglieremo belle soddisfazioni. Diciamo che l'Avellino non c'ha solo Paterno, sicuramente Paterno è un ottimo giocatore, ma sono tutti forti davanti
e noi cercheremo di fare il nostro meglio, come sempre, per cercare di arginarli. Da valutare nelle ultime sedute sono le condizioni di Giunta, Pacciardi e Firenze che si sono allenati a parte. Adesso ci occupiamo di pallanuoto, domani si alza il sipario sulla nuova stagione dell'Orizzonte Catania che punta allo scudetto e alla Coppa dei Campioni. Servizio. L'appetito viene mangiando, così l'insaziabile Orizzonte Catania si prepara a tuffarsi in vasca con l'obiettivo del 24esimo scudetto e soprattutto di una Coppa dei Campioni che nella ricchissima bacheca delle etnee manca dalla stagione 2007-2008 un po' troppo per il presidente Tania Di Mario. Una manca da tanto tempo e forse è un cruccio, no? È diventato quasi il nostro pallino, quindi la nostra maggiore attenzione è lì, però per tutto il resto non ci possiamo permettere di venire meno, insomma. Non finisce mai di stupire la 44enne Di Mario che lo scorso anno non esitò a tuffarsi in vasca per dare il suo prezioso contributo. Forse è stata una delle parentesi più divertenti della mia carriera, ma qualcuno dice una crisi di mezza età, io mi sono divertita un sacco, credo che come presidente sono stata più brava, quindi spero e sono convinta che non ce ne sarà bisogno. Stimoli che non mancano all'allenatore Martina Miceli. Doppia responsabilità, perché vincere è bello, confermarsi è sempre sicuramente più difficile. In questo momento la partita col Cosenza, sicuramente i valori in acqua saranno diversi, siamo già concentrati, abbiamo una settimana di fuoco perché domenica Cosenza, mercoledì andiamo a Rapallo che si è rinforzata, non sarà assolutamente una trasferta facile, ma soprattutto sabato sera alla Piscina di Nesima abbiamo l'esordio in Coppa Campioni contro il Sant'Andreo, per cui quello è l'appuntamento più importante di questa prima parte del campionato. Il nostro telegiornale finisce qui, nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna Sicilia più tardi alle 13:30. Nel frattempo vi lascio alla rassegna stampa curata oggi dalla collega Emanuela Corsi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.